Eccoci a Primo Inter Pares, appuntamento lunedì, mercoledì, gruppo TV7, addirittura sarebbe bello avere anche la telecamera durante la pubblicità perché allora vengono fuori anche delle cose molto simpatiche da raccontare, adesso Masiero poi ce le racconterà, però prima per dover di cronaca Elisabetta ha qualche novità per quanto riguarda web. Elisabetta Corazza. Sì, volevo leggervi questo comunicato che il sindaco di Saonara ha scritto ai suoi concittadini e quindi chiedervi insomma un vostro parere. Carissimi concittadini, fino ad oggi ho cercato di informarvi correttamente e tempestivamente di ogni ordinanza e decreto relativo alle misure adottate nel contrasto della pandemia in corso, al fine di agevolare la cittadinanza in un momento difficile e drammatico per tutti noi. Ora, per non fare la figura dei pagliacci, a fronte di decreti governativi e contro ordinanze regionali in contrasto tra loro, ho deciso di non pubblicare più nulla. Potete chiamare direttamente il Presidente del Consiglio Conte oppure il Presidente della Giunta regionale Zaia o anche il Prefetto di Padova, il Questore, i Carabinieri e le altre forze dell'ordine per eventuali richieste di chiarimenti, ma non chiamate il Comune di Saonara. Poi ringrazio le forze dell'ordine, la protezione civile, i volontari, i dipendenti del Comune. Continuerò a lavorare tutti i giorni per cercare di risolvere i problemi della nostra comunità, ma non voglio più perdere tempo per districarmi in quella che appare una guerra Stato-Regione Veneto sulla testa dei cittadini. Bene, Confido nella vostra preziosa saggezza, nel vostro buon senso, tutte le come parole vedete di rito firmata al termine. Walter Stefan, oggi alle 5. Perfetto Elisabetta, hai fatto bene a leggerla, però io credo che un sindaco abbia il dovere di rispondere ai cittadini, è sacrosanto dovere, e poi il sindaco farà da portavoce con chi di dovere, ma credo che il sindaco abbia il dovere, è messo lì apposta dei cittadini per rispondere alle richieste dei cittadini, perché sarebbe troppo facile dire arranciatevi o no almeno. Certo. Come il sindaco di Jesolo, Marino, ha detto beh io faccio pagare le tasse ugualmente, mi sembra un po'... Io rimango sconcertato di fronte alla dichiarazione del sindaco Zoggia, perché alle imprese che non hanno ricavi gli vado a dire da sindaco che siccome non posso fare il pareggio di bilancio, lo devo fare, allora le tasso lo stesso. Allora il prossimo anno vorrei capire se la tassa che il sindaco Zoggia, che purtroppo tutti i sindaci devono mettere, la fanno gravare sulle imprese che non hanno ricavi, chi tasseranno? Perché le imprese sono già in stato di difficoltà e lo sappiamo com'è l'impresa italiana, soprattutto quella del turismo. Siamo con dei debiti, dei mutui importanti, un po' tutti, la situazione è una situazione veramente grave e io credo che uno sforzo da parte della pubblica amministrazione che in caso di default, ricordo a chi ci ascolta, ha l'aiuto dello Stato, cosa che il cittadino e l'impresa non ha, e mi sembra evidente che sia così, può ricorrere a delle misure di emergenza. Quindi, siccome l'impresa, se è tassata, fallisce, non avendo ricavi, io credo che su questa questione si possa, come dire, anche fare un dibattito forte. Detto questo, e mi aggancio proprio a questa questione, le concessioni balneari, marittime, delle spiagge, dei campeggi, dei chioschi e dei porti turistici, quest'anno noi domani mattina al governo Conte gli diremo che non gliele diamo. Certo. Perché non è possibile pensare di gravare con le concessioni demaniali che pesano nelle tasche di un'attività turistica che dura 2 mesi e mezzo, perché bisogna dire anche questa, la stagione è sempre più corta. Certo. e la concessione demaniale la paghi per 12 mesi all'anno. Certo. Perché questa è la situazione e non è pensabile che noi quest'anno possiamo pagare l'affitto allo Stato. Marino Masiero, Cannella e Boaretto, io vi capisco tutti e avete tutti, ripeto, ragione di denunciare quello che sta succedendo per quello che è successo di questo virus. Però come andiamo avanti? Dramma nella nautica, dramma negli alberghi ad Abano, dramma nella litorale veneto del turismo. E qui i soldi il governo non li manda, non lavorano, spiegatevi cosa succede. Assessore, innanzitutto guardi... No, vado all'assessore poi vengo. Assessore, cosa facciamo? Perché avete ragione tutti, però mi dica lei, succede una guerra civile se andiamo avanti così? No, guardi, ci sono però delle scelte che sono inaudite. Allora, ma se non ci sono i soldi... A parte il fatto... No, mettiamo i puntini sulle i. Allora, a parte il fatto che io ritengo il turismo comunque il settore più colpito di tutti. Allora, è vero che i danni sta roba la sta facendo ovunque, però è indubbio, guardi, io ho una tabella che adesso non ce l'ho dietro, se non gliela mostravo, dei danni che sta subendo il settore turismo rispetto a tutti gli altri. Forse la moda è un altro settore che è colpito fortemente in Italia. Dopo tutti sono colpiti, però stiamo parlando in termini percentuali.
Poi c'è un tema che è questo. Guardate che qua siamo partiti con una crisi principale in 3 regioni, Lombardia, Veneto e Emilia, che erano quelle fortemente colpite. Poi la cosa è passata un po' al sud, ma come vedete i contagi, le cose non sono così allarmanti. Io una cosa che denuncio, qua lasciatemi fare, oltre che l'assessore, un vecchio iscritto a un vecchio partito che si chiamava Lega Nord e che adesso viene fuori questa cosa. Non è possibile che noi le prime misure che facciamo siano per dare non solo il reddito di cittadinanza, ma adesso si parla di reddito di sussistenza anche a gente che non lavorava, gente che lavorava in nero, adesso gli diamo i 600 euro e non tuteliamo le imprese, perché questo è il concetto dello Stato assistenzialista che io, per mia formazione... Che è giusto, però siete andati a governo con loro? Ma siete andati a governo sì, con sì, quelli, sì, infatti siamo anche andati a casa, siamo però, andati a governo, allora, dopo siamo anche andati a casa, magari, per lo stesso motivo non è accettabile questa cosa qua. In questo momento qua, guardi che io lo dico con scienza e coscienza perché partecipo al tavolo della conferenza Stato-Regioni. Se lei sente i rappresentanti delle regioni del sud, e purtroppo devo dire non solo centro-sinistra ma anche centro-destra, perché è una questione di mentalità, è che il problema non è mica il nord, no, il problema è il sud. Ma come? Se abbiamo 3 regioni che sono in ginocchio, Milano e Bergamo che avevano le file dei camion con i morti dentro, insomma, sappiamo che le imprese le abbiamo qua. Se blocchiamo la locomotiva di queste 3 regioni qua, che sono quelle che hanno sempre mantenuto l'Italia, si blocca il paese. Cioè, giustamente si diceva, si bloccano le imprese e dopo chi paga? Perché anche gli statali, chi li paga? Ovviamente i soldi finiscono, se ci sono le imprese che fanno reddito, siamo morti tutti. Perché non lo capiscono? Non lo capiscono perché è voto di assistenza, di scambio. Questi hanno il sud, ma mi scusi, il Consiglio di Ministri, quanti ministri del nord ci sono? Ma è sempre stato, sa, nella vita, pochi sempre. Ma sto governo qua, ragazzi, sì, tra ministri, sottosegretari e rappresentanza politica, il nord produttivo del paese non esiste. E sta roba qua va denunciata. Tra le tante cose che abbiamo detto, sta roba qua va denunciata. E su questo purtroppo c'è un problema nostro, e questo è vero quando lo diceva qualcuno, che forse bisogna veramente andare a Roma, ma coi sindaci e col popolo dietro su queste cose qua. Perché non può esserci questa mancanza di rappresentatività. È un problema che abbiamo sempre avuto. È un paese che ha la potenza economica al nord, è sempre stato comandato dalla burocrazia del centro-sud. Punto. Questo è un dato di fatto e non lo dico da vecchio iscritto al partito Lega Nord, che adesso è diventato un partito nazionale, ma è un dato di fatto. Certo, Boretto stava dicendo prima dei collegamenti. Sì, mi aggrego anch'io alla critica fatta al sindaco di Jesolo, perché effettivamente non mi sembrava consona ai ragionamenti fatti. Effettivamente siamo in una situazione di grande disagio tutti, di difficoltà, e quindi tutti dovremmo portare questo peso, perché è una cosa che riguarda tutti. Quindi io su questo qua non gliela lascio passare liscia al sindaco di Jesolo. Poi tra l'altro voglio ricordare, e questo è inconfutabile, che mi sembra che siano solo 2 o 3 o 4 i comuni nel Veneto che hanno i bilanci in rosso. Tutti gli altri hanno i bilanci a posto, molti hanno addirittura avanzi di bilancio. Quindi c'è una cosa, se un comune ha un avanzo di bilancio, 2 sono le situazioni. O ha tolto i soldi dalle tasche dei cittadini e quindi alla produttività quotidiana, o non sanno fare i bilanci e quindi non sanno fare le giuste spese e gli investimenti per la collettività. E poi che cosa chiedo al governo e che cosa vorrei che si facesse? Intanto togliere il patto di stabilità, e quindi questi soldi che ci sono nelle casse e sono già state pagate dai cittadini devono poter essere utilizzati dai comuni, e i comuni a loro volta devono sgravare imprese e cittadini dal pagamento di tasse e per servizi che non vengono utilizzati, quello che prima dicevo e che ho fatto la domanda, e quindi è una cosa molto molto importante. La seconda cosa, riconoscere finalmente che il turismo è veramente un settore primario per l'Italia, e quindi nel nostro caso, nella nostra regione, è l'assessorato più povero di tutti, che ha meno energia, quindi intendo risorse, da poter investire in promozione e accoglienza. Quindi, visto che qui c'è l'assessore, e glielo ricordo perché i milioni a disposizione dell'assessore sono risibili per una regione che è la prima regione in Italia per turismo. Purtroppo mi tocca dire che hai ragione. Poi devo dire un'altra cosa. Noi vogliamo che questo governo, e quindi spero che l'assessore si faccia portavoce, tolga qualsiasi possibilità che noi imprenditori risultiamo
responsabili nel caso in cui nelle nostre strutture con questa pandemia possiamo essere riconosciuti responsabili di un disagio o di una malattia, di un'infezione a dei clienti, perché la pandemia si può prendere in albergo, ma si può prendere anche fuori per le piazze, al mercato, nei negozi, al supermercato. Un'altra cosa che chiedo, e chiedo sempre all'assessore che si faccia portavoce, è che si impegni a far sì che quando un dipendente si ammala di coronavirus, e ripeto, si può ammalare in ogni posto e in ogni dove, non gli sia riconosciuto l'infortunio, perché altrimenti anche in questo caso le imprese si trovano a fare da assistenza a uno Stato che in questo caso cerca un capro espiatorio per poter scaricare le proprie spese. Quindi questa è una cosa fondamentale. Deve pagare lo Stato, quindi uno che ha coronavirus? No, deve essere trattato come una malattia normale, cioè voglio dire, entra, va all'INPS e non va all'INAIL, questa è una cosa che chiedo. Lo Stato, sì. Poi chiedo di farsi portavoce presso gli enti competenti per allungare il periodo di cassa integrazione o FIS, come lo si voglia parlare, perché effettivamente, e soprattutto che arrivino i soldi a quei lavoratori che ne hanno bisogno. da 2 mesi ha capito che non vedono cosa deve senso. fare per gli albergatori? Non è, si è preso nota, immagino. Ormai guardi, ormai noi abbiamo già i documenti da mesi. Li conosce a memoria. Allora abbiamo collegato Renato Frigo, che è presidente del Club Alpino Veneto del CAI praticamente, e invece collegato telefonicamente Giancarlo Reverenna, che è presidente dell'associazione Viaggi e Turismo Veneto, anche qui un reparto davvero grossificato. Allora inizio e saluto il presidente del CAI, Renato Frigo, e saluto anche telefonicamente il presidente dell'associazione Viaggi e Turismo. Mi sente, Reverenna? Sì, signor direttore, grazie. Perfetto, allora comincio con Frigo. Allora, abbiamo sentito in montagna che insomma ha meno drammi del mare, però nei rifugi qualche problemino abbiamo sentito potrebbe esserci. Come intendete lavorare per quest'estate, presidente? Buonasera a tutti, vi sto seguendo. Sicuramente la montagna ha qualche problemino in meno. Stiamo mettendo la buona volontà per far funzionare le cose. Noi agiremo in una serie di... La prima linea sarà il contingentamento delle persone che frequenteranno i sentieri e l'afflusso delle persone. Una seconda rispetterà la questione riguardante il rispetto delle distanze. La terza questione riguarderà la sanificazione e la sicurezza. Quindi ci stiamo dando da fare, abbiamo già fatto una commissione che si è messa al lavoro su questi argomenti estremamente importanti. Poi passeremo per quel che riguarda sempre i rifugi di montagna, che sicuramente andranno incontro a una riduzione dei posti di presenza. Interverremo sulla gestione riguardante il cliente. Un'altra cosa molto importante che abbiamo osservato sarà la gestione del denaro, perché può essere pericolosa anche la gestione del denaro, quindi andando a incentivare le carte di credito. Privilegieremo al massimo le prenotazioni e faremo in maniera di valorizzare al meglio, se possibile, le aree esterne. Bene, ecco, detto questo, Frigo, sì. è tutto bene, ha detto sanifichiamo i rifugi, sistemiamo e diamo una priorità a chi prenota, cercheremo di ridurre i posti di rifugi, però la domanda banale che le faccio è questo: io vado in montagna, sono un profondo conoscitore delle montagne, non sono uno scalatore, però camminavo, perché ora cammino sempre meno, nei sentieri, certi sentieri che sono molto frequentati, sono stretti, piccoli e si incontra d'estate moltissima, non molta, moltissima gente, e sa lì la mascherina magari difficilmente uno che manca il fiato la potrà usare in alta montagna. Non è, è una battuta, però seriamente potrebbe essere un pericolo il sentiero affollato con gente che va, che viene senza mascherina. Ecco, i sentieri sono migliaia e migliaia di chilometri, chi li controllerà? Beh, allora io confido nel buonsenso e nell'intelligenza delle persone. Questa va stimolata ovviamente, però noi consiglieremo a tutte quante le persone, faremo un decalogo di comportamento che è estremamente importante farlo, perché la prevenzione serve per far girare tutta quanta la macchina turistica.
Se noi abbiamo i nostri turisti, le persone che frequentano gli ambienti, che sono poco accorte e avviene un'infezione, lì chiudono l'albergo, lì chiudiamo l'attività, gli chiudiamo. Non ce la possiamo assolutamente permettere, perché quindi faremo in modo di far capire alle persone l'importanza di avere i presidi personali, la mascherina, e quando serve anche i guanti, quando si incrociano le altre persone. Ma la vedo problematico, io mi auguro riesca, però la vedo problematica, Presidente, che in un sentiero frequentatissimo d'estate dove uno respira aria pura si mette la mascherina, di nascosto se la toglie senza i controlli e magari un asintomatico può intaccare senza volerlo, senza sapere un altro e lì siamo uno vicino all'altro, cioè come ha detto lei un decalogo all'inizio di ogni sentiero, o che ne so, qualcosa bisogna pur fare, perché trovo più pericoloso quello che il rifugio io. Ecco, vi sarà il lato informativo in cui noi mettiamo parecchia la nostra attenzione. All'inizio di ogni sentiero metteremo un cartello in cui inviteremo le persone a distanziarsi. Ovviamente non possiamo utilizzare tutti quanti i vigili o tutte quante le persone per andare a controllare le persone all'interno dei sentieri. Sicuramente sarà nostro compito istruire le persone, educare le persone, perché non abbiamo altri strumenti. Vorrei vedere chi mi va a controllare in giro i sentieri delle Dolomiti. Abbiamo 8.000 km di sentieri nel Veneto. Certo, per quello lo dicevo. Come? Per quello dicevo io che non è facile controllarli, per quel motivo. Sì, ci sono grossi problemi questi, perché personalmente avevo parecchia preoccupazione se fossero state aperte all'interno della regione Veneto tutta la mobilità. Noi avremmo dovuto fare in maniera di bloccare le persone, perché una volta che si parte con la mobilità, le persone vanno dove meglio gli piace, dove tutti andremo al mare, andremo in montagna, però non riusciamo a gestire migliaia di persone in questo frangente. Lo sa, Presidente, perché le dico questo? Perché la percezione nell'organizzare questa puntata che abbiamo avuto io e i miei collaboratori tutti è che purtroppo danneggiato, come diceva anche l'assessore Caner, sarà il lago e sarà il mare, invece ne trarrà beneficio la montagna proprio in virtù di quello che è stato detto, ampi spazi, passeggiate, il bosco e tant'altro, e quindi ho il terrore che tutta la gente si riversi in montagna proprio nei sentierini e magari lì possa, mi auguro di no, perché è estate, per tutto quello che è stato detto che non succeda, però lì possono nascere dei problemi e quindi bisogna ovviamente iniziare a ragionarci sopra, come sta facendo già lei, mi sembra. No, stiamo già avanti con i ragionamenti. Noi partiremo già la settimana prossima, nei prossimi giorni partiremo nell'andare a informare, la scrittura di un decalogo, lo pubblicizzeremo al massimo, sperando di far sensibilizzare le persone. In questa maniera non abbiamo altri strumenti, dobbiamo fidarci delle persone. Certo. Se le persone applicano questo avremo dei risultati, altrimenti si ritorna indietro. È stato molto chiaro, grazie Presidente, grazie alla sua disponibilità visto che è l'orario. Grazie, e abbiamo collegato invece telefonicamente il Presidente dell'Associazione Viaggi e Turismo, Giancarlo Reverena. Allora lì anche lì un altro diciamo un'altra azienda in grossa difficoltà, Presidente. Sì, io non voglio fare il piagnisteo, come lei ha indicato poc'anzi, delle disgrazie di tutte quante le imprese di turismo. Innanzitutto saluto i suoi ospiti presenti, ma l'assessore Caner mi conosce molto bene, anche Emanuele Boretto, perché risiediamo entrambi nella zona termale, e come agenzie di viaggi ha poc'anzi giustamente detto, noi stiamo perdendo 2 anni. Il problema è arrivare al prossimo anno, perché nei mesi di marzo, aprile, maggio solitamente le agenzie di viaggi, soprattutto quelle che si occupano di intermediazione e quindi della vacanza pura, fanno il 75% circa del loro fatturato. Se noi apriremo, come pare si dice, perché non v'è certezza, ai primi di giugno, significa che abbiamo perso la nostra stagione.
Io non posso pensare di ricevere, qualora vada bene, la cassa integrazione fino al settembre per i nostri collaboratori, perché da settembre in poi saremo costretti a licenziare, perché fino alla fine dell'anno abbiamo una proiezione di corrispettivi zero. Detto ciò, mi corre l'obbligo anche di darle due dati. Solo a livello Veneto, noi siamo circa 1.100.000 agenzie, fatturiamo circa 1 miliardo, 1 miliardo e mezzo di fatturato, di cui il 25% di questo fatturato è in incoming, il che significa che la stragrande maggioranza delle agenzie, alcune agenzie non la stragrande, sono agenzie che si occupano di generare flussi turistici verso il Veneto. Sono quasi tutti ospiti stranieri o che provengono da altre regioni. Io la programmazione la preparo a giugno dell'anno prima. Se a marzo non comincio a fare le vendite, non ho programmazione. In questo siamo sparring partner con la regione, quando giustamente l'assessore prima parlava di generare la promozione, perché io mi siedo al tavolo con l'assessore per ragionare di promozione 6 mesi prima su quello che è lo sviluppo e le opportunità per la stagione successiva. Che cosa andiamo a proporre? Con chi andiamo ad interloquire? Perché il problema è non solo il prodotto turistico fine a se stesso, che oggi come oggi l'elemento principale è dedicato alla sanità e a come posso accogliere l'ospite in sicurezza, più che alla destinazione in sé per sé. Ma non ho certezza che l'ospite possa venire da me, quando poi si verificano situazioni di dumping. E quindi, Reverenda, quindi, come agenzia di viaggi, noi oggi l'unico elemento che ci tenga le labbra vicino al telefono perché non la sentiamo. Chiedo scusa, così forse è meglio. L'unico lavoro su cui stiamo lavorando in sinergia con l'assessore per la sua presenza al tavolo turismo Stato-Regione di cui parlava prima era quella di cercare di ottenere lo stato di crisi o comunque un elemento che ci permetta di traghettare la stagione, perché non abbiamo grandissime alternative. Con il turismo di prossimità non si può pensare che le agenzie rimangano aperte. Io in 30 anni credo di aver prenotato 10 Caole, 10 Bibione e 15 Cortina. Ma per una questione di tradizione nostra, cioè noi abbiamo tra le altre cose la fortuna di vivere in una regione per la quale la famiglia tipo ha la possibilità di dar soddisfazione a se stessa e ai propri familiari congiunti, perché nell'arco di 100 km possiamo dar soddisfazione a tutti. Non è stato chiaro, è stato di emergenza. Di prenotazione. Presidente, è stato chiaro davvero e quindi adesso sentiremo nella risposta dell'assessore Canale. Grazie al Presidente Reverenda, grazie soprattutto per l'orario. Allora siamo in conclusione, volevo sentire un pensiero di ognuno di voi, se ha qualcosa da aggiungere che io non vi ho chiesto, se volete dire qualcosa che gradite dire, avete la possibilità, inizio da Masiero. Ma io faccio una riflessione che voglio condividere. Quello che è successo e che sta succedendo non ha paragoni. Siamo in una situazione di emergenza di fronte a un fatto straordinario, eccezionale, purtroppo è negativo. Come Assonautica Italiana in questi giorni abbiamo vissuto delle difficoltà di comunicazione fra associazioni di categoria. Io ricordo siamo Union Camere, quindi non facciamo sindacato nautico, ma facciamo gli interessi di tutto il segmento partendo dal basso, partendo dagli utenti. Noi rappresentiamo oggi 13.000 iscritti in Italia, ma abbiamo 60.000 simpatizzanti. Mi racconti, la gente, io cerco di essere pratico, andrà al mare, andrà via in barca, andrà a prendere la barchetta in giro per la laguna di Venezia. E appunto di questo stavo dicendo. Andiamo al sodo. Abbiamo una difficoltà a far capire a tutti che andare in barca per esempio è un fattore isolante di per sé. Cioè uno che va in barca non contagia e non viene contagiato. A meno che non siano i cattolici in barca. Noi l'abbiamo detto a tutti, cioè, il nucleo familiare può andare in barca, secondo me sì. Allora un legislatore
accorto e sensibile, ed è quello che stiamo tenendo. Il gruppo familiare, per mi dire la scusi, verità, abbiamo tenuto da Zaia. Masiero, il gruppo familiare intende mamma, papà, figli, nonna, zii, parenti. I conviventi che normalmente perché dicevano si frequentano. Mi scusi, anche se ci fossero i nonni. No, adesso perché... nel DPCM hanno detto che si può andare a trovare i nonni, però, cioè adesso se mi vengono in barca dove è il problema? Gli scienziati hanno detto che nascono i primi contagi in famiglia. In famiglia, ok. E quindi io sto facendo una domanda a voi di quello che ho sentito dire. Ma allora nel DPCM dovrebbero dire che non si può uscire dal proprio nucleo familiare. Non sto discutendo voi, ho fatto questa domanda per chiarire, perché gli scienziati hanno detto ricordatevi che il primo contatto, il primo di infetti, ormai l'orario lo comincio a sentire anch'io, arriva dalla famiglia, e quindi vi ho fatto questa domanda in virtù di quello che dicono gli scienziati, mica io. Certo, però mi scusi, o ci rendiamo conto che con questo problema dovremo convivere, oppure ci blindiamo in casa e andiamo all'esaurimento della vita. Cioè, ma in virtù di tutto quello che dicono, cosa succederà? Andranno in barca, visto che, come dice lei, sono in barca tanto come in campeggio, un po' più, come dire, a rischio in spiaggia, perché voglio dire anche il campeggio, si parlava della montagna, ma anche il campeggio ha spazi, come dire, normalmente i campeggi tranne veneti. Che se alla sera facciamo una grigliata, invito Caneri, invito lei, invito Boaretto, siamo in tanti. Allora, e in questo senso io capisco la provocazione. Tranne quando devo andare a lavare i piatti o fare la doccia, che entrano tutti nel campeggio. Scusa se interrompo, ma il concetto è quello di dire gli assembramenti vanno evitati tutti, che sia barca, che sia camping, che sia montagna, che sia lago, che sia a casa tua, che sia cene con amici privati, perché anche fare la grigliata in giardino se invito 30 persone a un assembramento. Allora, sta roba qua, se loro dicessero, ragazzi, assembramenti non si fanno, punto. Si va in giro con le mascherine, con i guanti quando si entra, però apri tutto, cioè non è che posso andare in panificio, allora il panificio sì. Poi a fianco c'è il negozio che magari ha 200 metri quadrati, no? E il panificio ne ha 50, su questo no, perché devo comprarmi, che ne so, un cavo elettrico per la televisione o un elettrodomestico, faccio un esempio. Allora questo no, il panificio sì. Cioè è questa la cosa assurda che non si riesce più a capire. Perché e pretendono che il panificio è una priorità, no? Direttore, posso dire? Ma è tutto una priorità. Perché oggi. mangiare il pane è una priorità. Scusi, io ho una bambina di 3 mesi e si sono accorti l'altro giorno che c'era il problema di andargli a comprare i vestitini, Questi crescono, cosa che metti tu su i putei. Tutto giusto. Allora a un certo punto si sono accorti che capite che, guardate che ormai è priorità, tante cose, non è più solo il mangiare la priorità. Ma come mai i governatori di Veneto, Lombardia, Piemonte hanno tutti lo stesso linea di condotta, non vengono presi in considerazione dallo Stato? Questo bisognerebbe chiederlo a loro. Io so che stanno facendo una pressione molto forte e io credo che anche prima, quando sentivo qualcuno che diceva ma il sindaco, la guerra tra lo Stato e la Regione, guardate che non è una questione politica. Qui il problema è che noi stiamo cercando di interpretare tra le pieghe dei DPCM, siccome abbiamo l'idea di interpretare in maniera estensiva, perché siamo convinti, come giustamente diceva lui prima, che dobbiamo tornare alla vita e al lavoro, e quindi le ordinanze di Zaia vanno tutte verso a dove non è specificato bene, noi diamo un'estensione. No? Faccio un esempio, io ho mandato via, visto che c'era anche il Presidente del CAI prima, una lettera stamattina, siccome abbiamo dato la possibilità 15 giorni fa, adesso non mi ricordo la data, scrivendo ai prefetti, di lasciar fare i lavori in spiaggia, perché attenzione, non era chiara nemmeno quella roba là, Cioè non si potevano nemmeno fare i lavori in spiaggia di preparazione per la stagione estiva, quindi pensa a te, non solo quando apriremo. Bon. Giustamente quelli del CAI mi hanno detto, ascolta, abbiamo 8.000 sentieri e la manutenzione di questi sentieri? Allora, io stamattina ho mandato via una riga dove ho detto, guardate, e non c'è scritto nel DPCM da nessuna parte, però ai prefetti ho detto, signori, scusate, è un intervento basilare, tra l'altro di sicurezza del territorio, tra l'altro. Lasceremo al CAI andare a mettere a posto questi sentieri? Cioè, capisce che queste interpretazioni qua le dobbiamo fare noi, le ordinanze di Zaia. Ma mi sembra quello che sta dicendo lei, che ha ragione, talmente banale che io non capisco perché non vengano presi in considerazione. Perché non conoscono il territorio e stanno gestendo una cosa che è più grande di loro. Scusi, posso finire? Lasciamo finire lui. Perché no, io volevo solo dire,
Dobbiamo entrare nell'ordine di idee che questo è un fatto straordinario e che va affrontato voltando pagine rispetto a tutto il passato. Esatto. Su questa questione della priorità, è una priorità anche lo stipendio dello statale, ma se l'impresa fallisce e non paga le tasse, certo. la priorità dello stipendio dello statale o del dipendente pubblico cade in sé. Allora il ragionamento è, con buon senso, e mi collego al ragionamento dell'assessore, bisogna considerare gli italiani, non più i bambini dell'asilo, i bambini che hanno bisogno del maestro per dire cosa può fare, cosa non può fare e mettere i vigili urbani a dare la multa. Bisogna dare la responsabilità all'individuo, al soggetto, cioè come componente di una società matura che attui dei comportamenti di rispetto per se stesso, la sua famiglia e anche per la e io su questo aggiungo una cosa. Nel tavolo dei 17 non potevano mettere il presidente della conferenza delle regioni Bonaccini e le donne, a parte le donne, o mettere il presidente dell'ANCI, per esempio nazionale, un sindaco nel tavolo, un imprenditore, 2 o 3 imprenditori del settore, un amministratore locale, un sindaco, in rappresentanza. Allora tu gli porti tutte queste cose che stiamo dicendo, le porti, ma se tu non hai il contatto con il territorio. Aggiungo su quello che ha detto che il popolo italiano non è più bambino, quello che continua a dire tutti i giorni il governatore e che mi trova perfettamente d'accordo, quando dice i migliori sono stati i ragazzi. Perché i ragazzi, dice, sono quelli che 18, 20 anni, 21 uscivano fino alle 2 di notte, 3 di notte, andavano in città. Soffrono di più. E sono quelli che sono rimasti in casa e sono quelli che hanno sofferto di più. E ovviamente nei ragionamenti il governatore li cita sempre come esempi, perché veramente noi di una certa età magari ci abituiamo a rimanere a casa. E quando è imposto, ma ai giovani è difficile imporre di rimanere a casa e credo abbiano obbedito a questa legge, tra virgolette, che gli è stata inflitta incolpevolmente a loro. Boretto, concludere. Ma noi siamo una categoria, un comparto che non è stato chiuso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Noi in teoria gli alberghi potrebbero rimanere aperti, ma se tu blocchi il movimento delle persone, gli alberghi di fatto sono chiusi. No, li chiudi perché sennò fallisci. Esatto. Noi adesso abbiamo, io rappresento qui questa sera il comparto delle terme di Abano Montegrotto, che è il comprensorio termale più importante d'Europa e anche il più grande. Ebbene, noi oggi non sappiamo quando potremo aprire le nostre piscine. Quindi io chiedo all'assessore e alla Regione di farsi carico anche di questo. Colgo l'occasione di averlo qui e glielo chiedo, perché se noi non apriamo... Prima si era dimenticato di tutte le cose che ha chiesto l'assessore. Sì, no, voglio dire, se noi apriamo le nostre strutture, in un certo senso cominciamo a fare ingressi e non abbiamo le piscine, è come se noi fossimo zoppi e quindi non possiamo Assolutamente aprire. Vero. Questa è una cosa che deve essere chiarita al più presto, perché nel turismo, e lo ricordava bene Giancarlo Reverenna, oggi si propone per venderlo poi fra 2, 3, 4, 5 mesi. Quindi se noi non abbiamo una data certa e non abbiamo anche certo che cosa possiamo aprire, le spa piuttosto che il reparto termale, piuttosto che le piscine, è come se noi fossimo in un limbo. Anche perché, Boretto, mi aggiungo su quello che dice lei, che molti, qui padovani, vicentini, ovviamente nel weekend, sabato e domenica, non potendo magari andare al mare, vanno a passare la giornata in un albergo, in piscina. Tra l'altro noi abbiamo perso completamente, quasi perderemo completamente gli over 65 di Oltre Alpe, quindi tedeschi e austriaci, perché c'è proprio un invito del governo a non fare le ferie fino al 31/12 del 2020, proprio per proteggerli da questa epidemia e pandemia. E quindi questo è un problema, visto che considerato che il turismo che abbiamo noi alle terme è mediamente di un'età abbastanza alta, sui 65-70 anni e più, e quindi questo diventa un problema, visto che il 50% delle presenze viene fatto da persone di lingua tedesca. Poi io, se mi posso permettere, perché me lo voglio permettere velocemente, noi chiediamo al professor Giuseppe Conte, ai presidenti delle regioni e ai sindaci dei territori di tutta Italia, ma soprattutto del Veneto, che a seguito della forzata chiusura e la certa difficile ripartenza delle attività, chiediamo la cancellazione o esclusione o la rimodulazione di 6 dodicesimi
di molte delle tasse e tributi che i nostri comuni si trovano ad applicare, e i sindaci sanno bene cosa sono, i governatori sanno bene e anche lo Stato lo sa bene. E vi chiediamo di ascoltarci, perché tutto quello che noi abbiamo chiesto, visto che il governo non ci ha dato fino adesso €1, come ricorda sempre il nostro Presidente Bocca, €1 non è stato dato alla filiera del turismo. Tutto sarà più semplice da applicare, da controllare, da calcolare, senza burocrazia aggiunta e soprattutto, e questo lo rivolgo anche al Ministro Lamorgese, senza giro di denaro che potrebbe attirare e finire in mano alla criminalità organizzata. E se questo non viene fatto, scusate, noi ci troviamo sempre di più in difficoltà. Bene. Perché badate bene, mi scusi, badate bene, che sarebbe un grande passo questo per andare incontro alla filiera del turismo, che ha veramente necessità, perché è stata la prima impresa a chiudere e sarà sicuramente l'ultima a ripartire. E a noi dispiacerebbe molto che i morti sulla strada fossero quasi tutti all'interno del comparto del turismo. Grazie Marino Masiero, Presidente Asonautica Veneto e Vicepresidente nazionale, grazie di aver stato con noi, grazie all'assessore Federico Canale, assessore al turismo della Regione Veneto, grazie anche a Emanuele Boaretto che è Presidente Federalbergatori Terme, davvero grazie a tutti perché vi ho tenuto qui fino a tarda ora, però mi auguro che quello che avete detto questa sera sia utile ai nostri telespettatori, ma soprattutto sia utile a qualcuno a far riaprire rapidamente le spiagge e i posti turistici come ha chiesto l'assessore, dando dei tempi ben precisi. Mi auguro che a qualcuno abbia capito questa serata, questa trasmissione. Grazie Elisabetta Corazza. Grazie a te Giorgio, grazie agli ospiti in studio e soprattutto a chi ci ha seguito da casa. Grazie anche a Denis Marà dalla redazione 2. Grazie anche da parte mia, buona serata. Grazie a Marco e Claudio in regia, vi ricordo domani 10:30 se volete fare ginnastica sulla nostra emittente la ginnastica in salotto, ma soprattutto il telegiornale, l'appuntamento alle 12:30 con, come sempre, collegamenti con ovviamente il governatore del Veneto. Pensate, oggi abbiamo fatto dei numeri incredibili per quanto riguarda i contatti su Facebook per la diretta che facciamo e ovviamente anche la trasmissione che facciamo al pomeriggio sempre era molto attesa nella conferenza che fa il governatore Zaia. Buonanotte a tutti, ho perso la voce, buonanotte a tutti. Questo programma è stato offerto da Dispar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni, il valore della scelta.